Se è vero che il cane è il migliore amico dell'uomo, è altrettanto vero che l'uomo può diventare il peggiore nemico del cane. Per esempio quando dopo averlo adottato in casa decide di abbandonarlo sulla strada o nei casi di maltrattamento dai quali la marca trevigiana non è purtroppo esente. Da qui nasce la campagna di sensibilizzazione promossa dalla provincia di Treviso contro l'abbandono e il maltrattamento degli animali da compagnia. Chiunque ami i cani potrà scattare e inviare al sito della provincia una foto o un album fotografico che lo ritragga in pose affettuose con il proprio cane. Dalla provincia arriva anche l'invito a denunciare casi conosciuti di maltrattamento di animali, previsto dalla legge come fattispecie penale. È una campagna che vogliamo farla non solamente per il periodo estivo, ma per tutto l'anno, perché è giusto che coloro che maltrattano o abbandonano gli animali vengano denunciati da coloro che sono a conoscenza di questi maltrattamenti. Abbiamo messo a disposizione al sito internet un modello, basta fare una dichiarazione, una denuncia, inviarla alla provincia, perché noi riteniamo che il maltrattamento degli animali è un metodo incivile e va combattuto, per cui chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini trevigiani che segnalino o che denuncino coloro che abbandonano o maltrattano gli animali. Un'iniziativa che coincide con la seconda esposizione nazionale cinofila di Treviso, in programma il 9 settembre all'interno del Parco di Sant'Artemio, nel quale si terranno spettacoli cirotecnici tra cui Dog Dance, Agility Dog, Obedience e Disc Dog. Sarà inoltre possibile sottoporre il proprio cane alla prova KE1, conosciuto dai cinofili come test di controllo dell'affidabilità e dell'equilibrio psichico dei cani, nonché della capacità di controllo da parte del conduttore. All'evento saranno inoltre presenti le unità cinofile da soccorso della Protezione Civile trevigiana.